puzzolini di carta sul sedile, sanifichiamo ogni volta si ripassa il sedile, si ripassano le maniglie, mascherine, sanificazione del cruscotto, tutto quello che viene a contatto. Gli uffici per le pratiche automobilistiche avevano già riaperto il 4 maggio, ma l'autoscuola, con lezioni di pratica e di teoria, ha ripreso l'attività lunedì. Con tutti i problemi intuibili, al di là della sanificazione, è impossibile in auto separare allievo e istruttore. Se ci mettiamo una barriera non riusciamo ad agire sul camion, non riusciamo ad agire sul volante. Era assolutamente necessario che ci fosse un chiarimento in merito, sembra che con le opportune accorgimenti, per cui sanificazione, mascherine, visiere, noi adottiamo tutto quello che la logica e anche il buonsenso ci stanno imponendo. Per gli esami si attendono ulteriori chiarimenti, si discute sull'ipotesi di non far salire nella vettura l'esaminatore che seguirebbe e valuterebbe la prova a bordo di un'altra auto. Sul fronte scadenze invece i trevigiani non stanno approfittando granché delle proroghe per revisioni e rinnovo patenti e bollo, si stanno già muovendo e questo è un bene. Soprattutto perché se dovessimo trovarci in agosto ad accavallare tutte le scadenze che cadranno nel periodo, primo non riusciremo a smaltirle e in secondo avremo degli accumuli di persone, degli assembramenti che non è il caso di fare. Infine il crollo del mercato dell'auto che si ripercuote anche su questo settore. I più stanno rinviando nuovi acquisti, ma si intravede qualche spiraglio. Qualcun altro invece forse con l'euforia sta ricominciando a vivere, quindi si vedono alcuni segnali, si cominciano a intravedere, però non sarà facile.